Bene, buonasera signore e signori, siamo un programma che, questo è un programma, un nuovo programma che non si sa se avremo fatto, però vediamo che succede, diciamo, nel web, se ha un rientro, diciamo, vediamo se ha un rientro, va, non è che per forza dovete fare la donazione, diciamo, non è che perché passa la scritta, solo che a voi non vi interessa. È un editoriale, come si dice? Un editoriale diciamo, è un editoriale che però va in onda a cazzo di cane, non è che per forza nascere ogni mese, ogni giorno, è un editoriale che va in onda a cazzo di cane. Tra l'altro, tra parente, volevo dire pure che attenzione perché mi può scappare parolacce, diciamo, può scappare le parolacce con il nervosismo, non è che lo fa apposta, può scappare parolacce, quindi se qualcuno ha problemi delle parolacce è che si guardi un altro video, guardatevi a Gigi D'Alessio, guardatevi un altro editoriale, bene, allora, basta, iniziamo questo... Allora, il turismo. Perché non spostiamo le mura Tolomeonte? Sì signore, le famose mura greche di Tolomeonte, un nipiro nudo, una summesa. Perché? Perché non li spostiamo? Chiamiamo la ditta quella di D-Max, chi dà do programma quello digitale, no? Chi che spostano palazzine, case, vallette, sormeggible. Affidiamo il lavoro a loro. Abbiamo un rientro mediatico perché ci vediamo nelle tv di tutto il mondo, perché dice di persone poi che hanno spostato ora mie e non stanno a mettere e subirono tutto il programma, va? E non ne ammette o lungomare signore, e risolviamo definitivamente questo problema e risolviamo definitivamente questo problema della frana della bratella di Borsellino che stanno cadendo insieme a casa. Un viaggio e due servizi. Cioè, dico io, ste mura greche hanno durato 2000 anni. Quale migliore garanzia? Abbonè durano altri 1000 anni. Ma magari 500 io può contentarsi. Per il pontile sbarcatoio. Per il pontile sbarcatoio ho inviato una lettera a Ridley Scott, il grande regista, ci avevo dei contatti, ci avevo bloccato, diciamo, delle mail, per la nuova serie di Star Trek. Sì signore, che poi si incontrano con Mazinga Z, che viaggiano nel tempo, Capitano Kirk che si scopre che era un pilota Mazinga Z, così, bonifiche. Ma che c'ha buone facare? Signore, ma siate ragionevoli, ma che c'ha buone facare? Graviamo a terra della catabattoria, non lo so, oppure lavammo tutti i petrini scemi, potere, lavammo tutti, ma che c'ha buone facare? Commigliamo tutto cose, ci mettiamo i campi da golf, lo trasformiamo in un mega pontile sbarcatoio per navi da crociera, direte voi. E cov'è? Appena sanno che spostiamo i mura greco lungomare, tutti navi da crociera, è malattariare vicino, tanto dopo che ci scoglio in gennaio. Le unioni gay, perché no? Cioè, anche loro hanno diritto perché sono coppie e se si vogliono sposare, se chi ci fa da cameriere all'altro, che c'è, come dire, va un giorno reversibilità, si vive insieme tutta la vita, dice perché anche loro hanno diritto alla reversibilità, perché il problema è gioco, no? Perché all'anno un problema è gioco fatto di reversibilità, no? Che praticamente dice, può succedere che dice, due si mettono d'accordo, uno ha i soldi, l'altro no, oppure aveva buono un travaglio e l'altro no, e si mettono d'accordo e dice, facciamo finta che siamo gay. Già così, come umore tu piglia la reversibilità di una mia, no? Che magari uno è più giovane, si può fare tra amici e parenti, si mettono d'accordo. Allora ci può essere questa truffa di finti gay, come si fa a dimostrare se uno è gay? È semplicissimo, signore. È semplicissimo, si prende un medico gay e quando ci fa la visita, tu gay sei? Forse avremmo dire me... Ma capisci, no? Cioè, è così semplice.
Bene signori, di nuovo alla prossima puntata dell'editoriale. Allora.